Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Era un predatore sessuale, rese note le motivazioni della sentenza di condanna dell'ex sacerdote Don Rugolo, accessi a siti porno e approcci mascherati da scherzi. Fascino e rischi dell'Etna imbiancata, soccorse 2 famiglie in difficoltà, gli alunni nelle aule al gelo, a Librino, quartiere di Catania, si fa lezione con sciarpe e cappotti. In Maranza non possono entrare, l'iniziativa di un imprenditore di Palermo che non vuole i malavitosi di periferia nel suo locale. Intanto continuano le retate allo Zen. Una strada intitolata a Biagio Conte, il missionario laico scomparso 3 anni fa. La sua missione, speranza e carità, adesso ha bisogno di sostegno. A Monreale nasce la Casa di Comunità, la nuova struttura sanitaria per alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Nei prossimi mesi ne saranno aperte oltre 150. Il cantautore Lorenzo Fragola canta per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale San Marco di Catania. L'iniziativa nel progetto Musica in Corsia. Calcio, pari ai rimpianti per il Palermo che ieri a Mantova è stato raggiunto al 95esimo. Per Inzaghi meritavamo la vittoria. In Serie C il Catania batte la Cavesi e riaggancia al primo posto il Benevento, fermato sul pari dalla Casertana. Il neoacquisto Bruzzaniti e Caturano al primo gol in rosso-azzurro tra i protagonisti della vittoria sui campani. Era un predatore sessuale, così le motivazioni della sentenza di condanna descrivono l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo. Ecco cosa scrivono i giudici. Gerry Italia. Atti fisici a chiara connotazione sessuale camuffati da scherzi camerateschi, palpeggiamenti, contatti insistiti e una manipolazione psicologica esercitata sui ragazzi più fragili. È il quadro delineato dalle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna a 3 anni di carcere per Giuseppe Rugolo, ex sacerdote, già giudicato colpevole in primo grado dal Tribunale di Enna. Dopo 180 giorni i giudici depositano un testo che rafforza la ricostruzione già accolta in primo grado e conferma l'attendibilità della vittima, il giovane archeologo Antonio Messina, che ha denunciato il prelato. Secondo la Corte non si tratta di episodi equivoci o di rapporti consensuali, come sostenuto dalla difesa, ma di una condotta reiterata, incompatibile con il ruolo educativo e di guida spirituale ricoperto dall'imputato. I magistrati parlano di un approccio invadente e predatorio, contrassegnato da una vera e propria devianza sessuale mascherata da missione pastorale. Oltre agli abusi fisici emerge l'uso di strategie di manipolazione psicologica, attraverso le quali Rugolo avrebbe normalizzato comportamenti del tutto inappropriati, sfruttando la propria autorità sui minorenni. A rafforzare il quadro accusatorio anche un dato ritenuto significativo: oltre 19.000 accessi a siti pornografici in soli 9 mesi, elemento che per i giudici contribuisce a delineare il profilo di una personalità deviata, già confermata dalle testimonianze raccolte nel processo. Sul piano istituzionale i giudici precisano che per la diocesi di Piazza Armerina non c'è stato un proscioglimento nel merito. La curia, inizialmente ritenuta responsabile civile, viene esclusa in appello perché è considerato un ufficio interno alla diocesi. Quanto al ruolo del vescovo Rosario Gisana, oggi imputato per falsa testimonianza insieme al vicario giudiziale Vincenzo Murgano, la Corte d'Appello richiama integralmente le valutazioni già espresse dal Tribunale di Enna. Tutti i motivi di appello sono stati respinti. Per i giudici la ricostruzione dei fatti è solida e la tesi difensiva del consenso crolla definitivamente sotto il peso delle prove. E veniamo adesso all'ondata di gelo che ha imbiancato le cime della Sicilia, a partire dall'Etna, che ieri è stata presa d'assalto non senza inconvenienti, come ci racconta Eva Spampinato. È uno scenario suggestivo e affascinante quello che trasforma l'Etna quando cade abbondante la neve, come quella che vedete nei video realizzati dagli escursionisti che ieri hanno affrontato i tornanti del vulcano per raggiungere Piano Provenzana. Qui a Etna Nord gli impianti di risalita rimangono chiusi. La neve c'è, ma non basta per far girare seggiovie e ski lift, complice anche il forte vento che l'ha spazzata lontana dalle piste. Poco conta, i gitanti ieri hanno lo stesso preso d'assalto
scoperto il vulcano, molti però non curanti dei pericoli. Sull'Etna le condizioni meteorologiche cambiano repentinamente, che nel giro di un'ora si può passare dal sole pieno a una tempesta di neve. Questo succede ovunque in alta montagna. L'Etna non è solo un vulcano, ma è anche una montagna, ed è una montagna alta, peraltro al centro del Mediterraneo. La voglia di neve dunque non ferma neppure chi non è attrezzato adeguatamente per affrontare la montagna. Disagi sulla viabilità, soprattutto nel versante sud, traffico in tilt per auto e bus senza gomme da neve. A Nicolosi, volontari e vigili urbani hanno regolato il flusso. A Piano Provenzana è dovuto intervenire il soccorso alpino per aiutare 2 famiglie con bambini e un neonato bloccate su strade ghiacciate con mezzi non attrezzati, mentre a sud sono intervenuti gli uomini della Forestale. Siamo andati a recuperare 4 ragazzi che si erano persi, c'era una tormenta sul piano Mirio di Biancavilla e lì siamo andati a recuperare, peraltro non avevano catene, non avevano nulla. L'invito resta uno e sempre lo stesso: prudenza, catene a bordo e attenzione alle condizioni meteo. Ma una cosa è il freddo durante un'escursione o una gita sull'Etna, un altro è quello nelle aule di una scuola. In un plesso di Librino si fa lezione, i piccoli alunni, con sciarpe e cappotti. Sentiamo Giusy Lazzara. Ore 10 a lezione con cappotti e sciarpe dentro le aule gelide. Benvenuti nel plesso Masseria Moncada di Librino dell'Istituto Comprensivo Rita Atria di Catania. Un anno fa il furto dei motori e dei cavi elettrici hanno messo fuori uso il sistema dei condizionatori. Risultato: 3 piani dell'istituto al freddo. C'è davvero un freddo incredibile. Cosa chiede a questo punto all'amministrazione? Interventi che andrebbero organizzati e strutturati anche nel corso dell'anno e non certamente a ridosso della stagione fredda. Noi facciamo le nostre richieste, ma insomma. Entriamo in una delle aule della scuola primaria, oggi deserta. Quando si entra qua dentro troviamo i pinguini che passeggiano nel corridoio e dentro le classi. Quelli che patiscono molto il freddo sono questi di sotto, cioè infanzia e primaria. Non va meglio negli altri 8 plessi dell'Istituto Atria, che accolgono complessivamente 1200 alunni. Quando le classi sono piene non possiamo dare aiuto, escono fuori. Se c'è il sole preferiamo stare fuori al sole dove non c'è freddo. In quello Gramignani, ad esempio, si battono i denti. La potenza elettrica non è sufficiente per alimentare i radiatori e la caldaia non funziona da anni. Cambiamo argomento. Al centro storico di Palermo ormai da mesi allarme Maranza, ovvero i malavitosi di periferia, accento spesso di risse se non peggio. L'iniziativa di un imprenditore che adesso ha deciso di vietare loro l'ingresso nel suo locale. Simona Mazzone. In una Palermo violenta, dove furti e rapine sono all'ordine del giorno e dove si sono registrati 4 morti tra giovanissimi, non bastano le 3 zone rosse istituite nel centro storico per bloccare l'ingresso di pregiudicati e soggetti pericolosi. La tensione resta alta nonostante gli incessanti blitz allo Zen, quartiere Polveriera, dove nell'ultima retata tra i capannoni sono stati sequestrati ancora una volta droga e armi. In centro a Palermo si riversa la delinquenza proveniente da queste periferie degradate e tra le vittime principali i ristoratori con i loro locali oggetto di furti con spaccata come questo, maggiori danni rispetto al bottino. Questo esercente, ospite a Buongiorno Sicilia, racconta delle risse durante le serate a invito dove si presentano a frotte i cosiddetti Maranza. Esasperato ha deciso di apporre un singolare cartello che vieta l'ingresso al prototipo con occhiali da sole di sera, barba da delinquente e collana vistosa. Questi si presentano in 20-25 davanti agli ingressi. Sabato scorso hanno sfondato le transenne facendo vedere addirittura che erano armati ai ragazzi dei buttafuori. A causa di questi comportamenti ne va la riuscita della serata e quindi un mancato guadagno. Hanno tentato di sfondare la transenna e ci sono riusciti. Ho fatto accendere tutte le luci, ho fatto spegnere la musica e abbiamo finito la serata. Io non li faccio divertire. Il suo non è un caso isolato. Un mio collega gli hanno sequestrato già il locale per un mese perché a prima serata hanno fatto una rissa all'interno del locale. Addirittura aveva fatto il bar con la rete elettrosaldata e solo il passaggio per il bicchiere perché aggrediscono pure il barman. Quella di Giunta non è solo una provocazione, tanto che ha deciso di stampare questi adesivi per proporli gratuitamente ai colleghi esasperati come lui. Ma è allarme sicurezza anche in un'altra provincia di solito più tranquilla, ovvero in provincia di Siracusa. Sentiamo Francesco Alloi. La sera le risse che si vedono in giro, i negozi, le vetrine divelte, quindi sicuramente
una maggiore presenza da parte dello Stato sarebbe gradita in questo periodo soprattutto. Ci sono furti, aggressioni e per questo motivo chiediamo maggiore sicurezza. Dall'entroterra alla costa, dai furti con spaccata per svaligiare i bancomat alle intimidazioni ai commercianti. Nel siracusano è allarme sicurezza e la richiesta è una: più controlli anche durante la notte. Sta capitando ovunque, la sera che c'è meno sicurezza. Non si riesce a uscire con quella tranquillità anche per farsi una passeggiata, anche portare giù il cane, perché magari non sai anche chi incontri. A mio avviso sarebbe necessario un po' incrementare il controllo, installare sicuramente più videocamere di sorveglianza anche nelle zone più trafficate della città. Già qualche settimana fa in prefettura si era deciso di intensificare i controlli, almeno in città, ma questo sembra non aver intimorito la criminalità. Così, soprattutto chi ha un'attività commerciale vive nella paura. Forse serve ancora di più intensificare questo, sappiamo che però ci sono delle difficoltà di organico e quindi questo magari può favorire o può dare una minore percezione del controllo del territorio. A breve comunque si riunirà di nuovo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e sempre nei prossimi giorni potrebbe esserci anche una manifestazione di piazza organizzata dalle associazioni anti-racket. Intanto di questa escalation criminale è stato informato anche il ministro dell'Interno Piantedosi. E chiudiamo questo capitolo con la movida catanese. Ci sono stati dei controlli nei locali che hanno portato all'arresto di due donne che cercavano in un primo momento di confondersi tra la folla di ragazzi che sostavano all'ingresso di una discoteca. Le due in realtà erano due spacciatrici che sono state trovate in possesso di numerosi tipi di droga, tra cui ketamina, MDMA, cocaina rosa e pasticche, le cosiddette droghe da discoteca particolarmente pericolose. Una strada di Palermo intitolata a Biagio Conte, il missionario laico che è stato dalla parte degli ultimi fino alla sua scomparsa 3 anni fa. La missione Speranza e Carità, da lui fondata, oggi però ha bisogno di sostegno. Sentiamo Manlio Viola. Si chiama da oggi via Biagio Conte, il tratto di strada di via Tirassegno compreso fra Corso dei Mille e via Archirafi a Palermo. A 3 anni dalla morte di fratel Biagio Conte, l'amministrazione comunale di Palermo ha deciso di intitolargli quel tratto di strada da sempre teatro delle sue attività. Proprio lì, poco distante, sorge la prima sede della missione Speranza e Carità. Sono le strade dell'impegno di fratel Biagio che ha lasciato alla città in eredità ben 3 missioni e un'attività forte nella tutela degli ultimi. Siamo esattamente all'incrocio tra la via Decollati e la via Archirafi, a 2 passi da via Garibaldi, e da quella stazione centrale che fu l'inizio, il fulcro della prima attività di impegno sociale, civile e religioso di Biagio Conte. La città ricorda fratel Biagio a 3 anni dalla morte con 3 giorni di eventi. Dopo quello pubblico di oggi dell'intitolazione, la missione diventa cittadella della speranza in via Decollati con eventi e dibattiti. Quella stessa missione che nei giorni scorsi ha rischiato la chiusura per un debito di centinaia di migliaia di euro con l'acquedotto. Quella missione che ha bisogno di supporto e sostegno ora che non ci sono più gli scioperi della fame a cui ci ha abituato fratel Biagio, con i quali ha sempre piegato le istituzioni alle esigenze degli ultimi. A reggere la missione oggi è Don Pino Vitrano. Operare come lui operava per noi è la cosa più grande, allora è quello che è la cosa più bella. Su fratel Biagio si sta già realizzando un film, sarà la storia del figlio di una famiglia di costruttori benestanti che abbandona l'agiatezza per seguire la strada del sostegno ai poveri e con la sua determinazione costruisce quello che oggi è il rifugio della speranza in piena città di Palermo. Alleggerire la pressione sugli ospedali e fornire un presidio sanitario diretto al cittadino. A Monreale apre una nuova casa di comunità in tutta la regione. Nei prossimi mesi ne saranno aperte oltre 150. Sentiamo Marco Gullà. Via. Questo È stata inaugurata questa mattina a Monreale la Casa della Comunità, una nuova struttura della sanità territoriale che rappresenta un punto importante per i cittadini della provincia e soprattutto consente di alleggerire la pressione che c'è negli ospedali, soprattutto in questo periodo. Servirà da polmone per evitare da un lato l'intasamento degli ospedali quando non ve ne sarà bisogno, dall'altro lato una corretta assistenza nei confronti dei pazienti. In tutta la Sicilia in questi mesi di case di comunità ne saranno aperte oltre 150, tutte
tutte realizzate con i fondi del PNRR. Una sanità diversa, territoriale, più a contatto con il cittadino per evitare il sovraffollamento degli ospedali. Il DM77 apriva già nel 2022 alla necessità di strutturare percorsi che avvicinassero di più gli operatori e i cittadini. Cioè, il cittadino dovrà anche riconoscere a queste strutture quella capacità che hanno di poter far fronte a dei bisogni che non sono complessi, che non sono acuti, a cui continuerà naturalmente a dare la risposta il presidio ospedaliero di riferimento. La casa di comunità è un principio di continuità assistenziale, fatto anche di diagnostica, fatto di percorsi terapeutici. Si sono insediati oggi i nuovi questori di Enna, Caltanissetta e Messina. Salvatore Fazzino va alla guida della questura di Ragusa con un'attenzione particolare su Vittoria, considerata la più critica sotto il profilo della sicurezza. A Caltanissetta è arrivato Marco Giambra, a Messina Salvatore La Rosa, che ha lanciato un appello ai cittadini: non voltatevi dall'altra parte e denunciate i soprusi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con le note di Lorenzo Fragola che hanno allietato i piccoli pazienti del San Marco di Catania. Concerto a sorpresa per i piccoli pazienti dell'ospedale San Marco di Catania, per loro ha suonato il cantautore Lorenzo Fragola. Sentiamo Luca Ciliberti. Mattinata di grandi emozioni all'ospedale San Marco di Catania, dove quasi a sorpresa è arrivato Lorenzo Fragola, noto cantautore, già vincitore di un'edizione di X Factor, per fare visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria. L'artista è stato accolto dalla direttrice del reparto, Milena Laspina, tra i sorrisi dei bambini e del personale. Imbracciando la sua chitarra ha intrattenuto tutti per regalare un pizzico di distrazione e leggerezza per tutti coloro, degenti, genitori, operatori sanitari che ogni giorno sono costretti a fare i conti con la malattia e spesso con la solitudine. L'evento rientra nella splendida iniziativa Musica in Corsia, portata avanti con passione dall'Associazione Corsia a Colori, con la collaborazione dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico San Marco di Catania, diretta da Giorgio Santonocito. L'obiettivo è quello di trasformare l'ambiente ospedaliero in un luogo di vita, dove anche la musica diventa parte del percorso di cura. Si muove la città, sguardi sul quartiere San Cristoforo a Catania, la mostra fotografica promossa dalla Caritas. Orazio Longo. Una mostra che si traduce come una dichiarazione di intenti, quella di dimostrare come anche le periferie siano un contesto in evoluzione e le fotografie vogliono ridisegnare in qualche modo la dignità di luoghi e persone. Si muove la città, sguardi sul quartiere di San Cristoforo, e la mostra promossa dalla Caritas è ospitata al Museo Diocesano di Catania con gli scatti di una ventina di studenti che hanno partecipato al workshop e al laboratorio su strada nell'ambito del progetto nazionale Percorsi di Speranza. Dettagli di vicoli, monumenti storici, aree abbandonate e altre rifiorite tra le immagini proposte. I ragazzi si sono mossi per mostrarci parti di bellezza legate al loro quartiere, sperando che questo loro movimento susciti l'altro di ritorno, cioè una città capace di muoversi verso queste zone tante volte raccontate male, dove invece c'è tanta bellezza da scoprire. Il percorso si è articolato su 2 canali, ha spiegato Valeria Pisasale, commissario arcivescovile della Confraternita Maria Santissima del Soccorso. Nato nell'anno giubilare, il progetto è rivolto alle 14 città metropolitane d'Italia e vede al centro coloro che vivono esperienze di emergenza abitativa in un preciso quartiere scelto della città. La mostra è stata realizzata con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania e col contributo di una rete di associazioni del territorio. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva con il pari beffa del Palermo e il Catania di nuovo capolista. Siamo al calcio, pari ai rimpianti per il Palermo che ieri a Mantova è stato raggiunta al 95esimo. Per Inzaghi meritavamo la vittoria. Marco Gulla.
Ancora una volta la cosiddetta zona Cesarini inchioda il Palermo. È il 95esimo quando Marras del Mantova si inventa questo gol. Il vantaggio di Ceccaroni nel primo tempo viene annullato. Il Palermo porta a casa un solo punto tra rimpianti e recriminazioni per non aver chiuso prima il match. I rosanero ieri a Mantova hanno comunque giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Dopo il gol di Ceccaroni la formazione di Inzaghi ha avuto le occasioni per chiuderla, ma l'ex Bardi è stato bravo su Poyampalo. Nella ripresa i ritmi si sono abbassati fino al pareggio del Mantova. Mi dispiace perché oggi alla squadra si può rimproverare poco se non quello di non averla chiusa. Quando hai 6-7 occasioni del genere devi andare sul 2-0 perché poi anche se non abbiamo mai sofferto un tiro, magari il tiro della domenica, può succedere quello che è successo. Dispiace, però bisogna ripartire, la prestazione è stata fatta. Il primo gol di Ceccaroni in campionato sembrava aver messo le ali ai rosanero. Ci dispiace parecchio perché rispetto magari a quella che è stata la partita da Avellino, oggi c'è stata una grande prestazione, abbiamo avuto tante palle gol, non abbiamo subito praticamente niente. Dispiace, però questo è il calcio e dobbiamo ripartire. Abbiamo finito il girone d'andata, adesso bisogna dare continuità a quello che è stato l'ultimo periodo. E il Palermo proverà a ripartire domenica al Barbera nel match contro lo Spezia. Il Catania, nuovamente capolista in Serie C, ha dimostrato la forza del suo organico nella vittoria giunta dopo una partita difficile contro la Cavese. Toscano può contare su alternative di grande livello. Marco Carli. Per riscrivere il finale servono alternative superiori. Il Catania con la Cavese, dopo una partita difficile, ha dimostrato nel modo più chiaro possibile di avere un organico di altissimo livello. Se i protagonisti, oltre al sempre presente Di Gennaro, arrivano tutti dalla panchina, Bruzzaniti, autore dei 2 assist, Rolfini, che avrebbe meritato il gol, Caturano, che si è sbloccato con una rete in acrobazia, se gli ultimi 3, appunto, sono tutti subentrati, il messaggio è chiaro. Il Catania può risolvere tanti problemi con la qualità dell'ampia rosa. Con la Cavese l'ha fatto nel finale di partita. Eravamo una delle poche squadre al vertice che non aveva vinto mai una partita nei minuti finali, quindi averlo fatto oggi vuol dire che la squadra l'ha metabolizzato questo concetto e anche perché in un campionato ci vogliono delle partite equilibrate dove la devi sbloccare alla fine. Prima della rete di Di Gennaro, che insieme al pari del Benevento riporta il Catania in testa, è tutto più complicato. La Cavese regge, gioca anche meglio in avvio di ripresa ma senza impensierire Dini. Il Catania si affida ai piazzati e pur non incantando crea occasioni per passare anche in avvio di partita, non concretizzate. Poi nella ripresa i cambi. Rolfini si muove su tutto il fronte d'attacco, Bruzzaniti si dimostra un grande acquisto, il prossimo sulla lista degli arrivi ufficiali è Miceli. Caturano si sblocca, si commuove e racconta l'attesa che l'ha portato a tornare protagonista. Veramente dentro ci tenevo tantissimo, è stata un'esplosione di gioia indescrivibile, quindi era tutta quella la commozione proprio perché non vedevo l'ora. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso ad Anteprima Corner, a tutti un buon pomeriggio.